entrato in campo Gianni Messina, rotazioni ampie per quanto riguarda la meta, non si può dire certamente la stessa cosa per Arzignano. Dentro in questo momento Juan Ignacio Claro, però per il resto ancora lo stesso quartetto di inizio partita. Molti giovani nelle file del Real Arzignano, tanti classe 2000, 2002 addirittura, altri Tumiati, Castrati, il kosovaro classe 2002, tanti prospetti sicuramente molto molto interessanti. Intanto attenzione, palla recuperata subito, cercare Moriglio, stavolta non ha un cenno di intesa nei confronti del compagno di squadra, avrebbe voluto sfruttare meglio lo spazio concesso dalla meta. Salas litiga un attimo col pallone, poi nuovamente tra le sue gambe, poi Rubio con la suola porta a spasso due giocatori, torna però indietro Bordignone e poi Salas, ancora il Ciolo Salas, reduce dall'impegno con la nazionale, assente contro Genova, come qui al Palacatania, adesso presente e come cercare reti importanti, lui che è esordito con una doppietta nella prima vittoria casalinga quest'anno. Rubio, danno spazio ai giocatori rossazzurri, la possibilità di ripartenza degli avversari, poi Salas contro Marcia, ancora Salas, rimane lì, poi Rubio, la pazienza della meta che cerca il varco giusto, sempre lo spagnolo, poi Bordignon, il suo sinistro, l'ultimo tocco, forse è il suo, sì, l'ultimo tocco del numero 44, difensore goleador, Andrei Bordignon. Moriglio dall'altra parte, bella giocata di Moriglio che si libera, ancora Moriglio contro Salas, non gli concede il destro, il Ciolo Salas, poi palla che viene gestita solamente per un attimo, ottima copertura difensiva di Salas, che ha aspettato senza cadere nel tranello della prima finta del numero 10 avversario. Salas che è entrato al piccolo trotto, però già prima cosa utile della sua partita. Si muove bene Moriglio, riesce a ritagliarsi spazi importanti, poi manca forse il sostegno dei compagni di squadra. Tanto qui la conclusione, la parata di Pozzi, conclusione abbastanza velleitaria, nuovamente Moriglio, il dribbling bello su Pozzi, su Rubio, ancora Moriglio, la parata di Thiago Perez, ma sta facendo tutto lui, sta cercando di alzare la voce, la metà campo difensiva della meta, il venezuelano. È vero che non ha il sostegno, però che quando si mette in proprio è sicuramente un giocatore molto molto interessante, classe 93, l'annientatore, ho detto questo è il suo soprannome. Ora serve palla per Marzio, l'errore però del numero 5, 3 contro 2 per la meta, Salas verso Bordignone, palla al centro, arriva alla rete, il vantaggio della meta, sfortunatissimo Marzio Brancher che cercava di anticipare Salas, libero sul secondo palo. L'ultimo tocco però proprio del numero 5 che si dispera in mezzo al campo. E dunque dopo 7 minuti e 20 secondi cambia il parziale al Palacatania, il gol del vantaggio. È un autogol quello di Marzio, ma sorride la panchina della meta. Nel momento forse migliore del Real Arzignano è arrivato il gol della meta, un po' un classico del calcio, del futsal. Stava iniziando a prendere coraggio la squadra ospite, contropiede 3 contro 2, gestito benissimo da Salas, poi il tocco di Bordignon forse un po' arretrato, non sarebbe magari arrivato sul secondo palo a chiudere il compagno di squadra, però è arrivato invece Marzio che ha portato la palla dentro la sua porta. Adesso Marzio fa gli straordinari contro Rossetti, smatch dal punto di vista fisico, Rossetti molto strutturato, Aitante il numero 4 riuscito a guadagnare un calcio d'angolo proprio lui sul secondo palo, no? Messina invece va a colpire l'unico uomo in barriera guadagnando ancora una rimessa laterale. Nessun fallo speso da una parte e dall'altra, come sempre ricordiamo anche questo dato per il bonus dopo il quinto fallo, bonus che spesso diventa determinante quando le partite sono equilibrate. Già trascorsi 8 minuti, in effetti pieno equilibrio fino all'autogol di Marzio che proprio adesso cerca di innescare la velocità da parte di Molinaro, poi è Claro che cerca il sinistro, palla però
viene toccata proprio dal numero 22. Difficile superare il muro difensivo della meta, sempre pronto il raddoppio, sempre pronto l'aiuto da parte di un compagno. Infatti sembra essere abbastanza soddisfatto mister Samperi, con le mani ai fianchi. Rubio, l'ex Napoli per Rossetti, 1 contro 1 sempre con Marzio, ancora Rossetti, va verso Bordignoni, prima bella giocata su Messina, ancora Messina, torna indietro, il tocco verso il centro, l'anticipo netto però di Marzio, gioca a 2, la conclusione di Molaro, Tiago Perez, poi ancora Marzio, mette fallo, era tornato a tutto gas Rubio, non se ne è accorto Marzio che ha cercato comunque la conclusione verso la porta. Molto bravo in questo caso Tiago Perez sulla conclusione di Molaro, destro non potente, però incrociato che stava per prendere di sorpresa il numero 1 in maglia fluo. Dunque primo calcio di punizione per la meta, primo fallo commesso dal Real Arzignano, minuti anche per Cesaroni, nazionale che adesso cerca di sfruttare l'assist da parte di Rossetti, viene però chiuso l'intervento difensore avversario, poi numero parte di Claro che con una giocata spettacolare sulla punta tunnel se n'era andato davanti alla marcatura di Musumeci. Attento Tiago Perez, portiere molto alto, portiere bravo ovviamente fra i pali ma anche in uscita. L'ex Prato che ha condotto alla salvezza dopo il rientro dall'infortunio i toscani, stanno titolare inamovibile con la maglia della meta, tranne in una circostanza, nella prima partita quando ha giocato Daniele Dovara, tra l'altro con ottimi risultati, giovane prodotto dell'under della formazione rossazzurra. Amoroso, ancora Amoroso, si alza il pressing dei padroni di casa, si complica un po' la vita Marzio, poi riesce sulla sua perpendicolare a trovare ancora il numero 9, cambio di lato, Claro, l'1 contro 1 con Rubio, la finta di Juan Ignacio Claro che poi si affida a Marzio, conclusione della distanza. Palla che termina sul fondo, nessun pericolo per Tiago Perez. Andiamo un po' a vedere anche il programma di tutta questa giornata, l'8ª per quanto riguarda la Serie A. Le partite che vedono Genova contro Sandro Avellino e poi Color Max Pescara contro Mantova. Feldi Eboli se la vedrà con Italian Coffee Petrarca, poi l'Ital Service Pesaro contro Camedusson, il Real Rieti contro Lynx Latina, poi attenzione Signor Prestito contro Acqua e Sapone e infine Ostia Lidio contro Sibertel Aniene. Insomma, su tutte la gara fra Signor Prestito e Acqua e Sapone, scontro diretto, una classifica che vede al primo posto Signor Prestito, Ital Service, Real Rieti, proprio Acqua e Sapone. Dunque attenzione, tutte queste squadre a 16 punti, la meta a 13, potrebbe approfittare di passi falsi. E lì la meta Catania a ridosso dei primissimi posti. Per quanto riguarda il Real Arzignano servono invece punti pesanti, quart'ultima postazione in classifica per la squadra di Mister Lopez, che adesso ha guadagnato un calcio di punizione interessante, il fallo forse ingenuo, poteva anche esitare il giocatore etneo, parità di falli, 1 pari, non il parziale che vede in vantaggio meta Catania Brico City, l'autogol di Marzio che adesso però ha l'occasione di riscattarsi proprio lui sul punto di battuta col destro, 2 uomini in barriera per Tiago Perez, ci sono Rossetti e Cesaroni, poi Claro pronto ad intervenire, alla fine cerca la conclusione Molaro, palla direttamente sul fondo al lato destra di Tiago Perez. Poteva essere sfruttata meglio questa occasione del calcio piazzato. Tanto in campo anche Silvestri, eccolo qui servito con la maglia numero 5, giovane della formazione etnea, Maurizio Silvestri, già lo scorso anno a segno in una delle poche occasioni con la maglia della meta, già bagnato la sua esperienza in Serie A con un gol lo scorso anno, ma insomma minuti preziosi anche in questa stagione. Musumeci contro Molaro, si ferma il numero 22, ancora Carmelo Musumeci, il capitano della meta, guarda al centro la posizione di Rossetti, poi attende il movimento di un compagno, lo trova in Silvestri, gioco a 2, nuovamente Carmelo Musumeci con la lucidità di chissà che ci vuole pazienza per scardinare la difesa avversaria,
Cesaroni, tiro cross, Pozzi in 2 tempi la fa sua. Cesaroni e Musumeci, che tra l'altro sono stati protagonisti anche con la maglia della nazionale del CT Mosti nel main round di 2 settimane fa, con la qualificazione, il passaggio del turno nell'elite round. Un gol importantissimo per Musumeci, meno spazio per Cesaroni, che però adesso trova proprio Carmelo Musumeci e il raddoppio della meta. Capitan Musumeci incrocia col piattone, meta Catania 2, Real Arzignano 0. Dicevamo il tandem della nazionale, ma il tandem soprattutto rosso-azzurro, che porta i padroni di casa sul doppio vantaggio. Disattenzione difensiva. Le maglie del Real Arzignano hanno lasciato un po' di spazio, lo ha preso Cesaroni. E poi, affari spenti, Musumeci sul secondo palo, 6º gol stagionale per lui. Meta Catania 2, Real Arzignano 0. Mancano 8 minuti, 26 secondi al termine del primo tempo. Ancora meta con Hernani. Musumeci ci ha preso gusto con la punta. Palla di poco al lato, troppo esterno piede per Musumeci, che aveva mirato al secondo palo. Sa qualcosa da dire Mister Lopez, nell'alto della sua esperienza, ex giocatore del Boca Junior, ma anche ex allenatore della nazionale argentina. Insomma, inutile presentarlo. Sto cercando di trovare il bandolo della matassa davanti a una meta che continua a premere, aggressiva troppo. Adesso con il Cholo Salas e Maurizio Silvestri. Secondo fallo commesso dai padroni di casa, anche in questo caso un po' ingenuo, a tanti metri dalla porta di Thiago Peres. Moriglio non arriva, o meglio, solamente per un attimo arriva sulla sfera, non riesce però a controllarla. Rimessa laterale per gli etnei. Cholo Salas un po' in ombra, adesso prova ad accendersi col doppio passo, torna indietro da Hernani. Ora Musumeci, senza fretta la meta, questo giro palla propedeutico per trovare gli spazi giusti. Musumeci, la tecnica del duo Salas-Musumeci, la fisicità di Hernani e l'estro di Julian Camano, adesso in possesso di palla. Ovviamente per Camano un po' di tempo necessario per ambientarsi. Adesso prova col tiro cross, dicevamo prime partite un po' complicate per lui. È arrivato dal Futsal Pinocchio, squadra argentina, però i numeri parlano in maniera chiara. Negli ultimi 5 anni 54 gol in campionato, la media di 10 gol a stagione. Diciamo un po' di tempo per ambientarsi. Poi i primi gol, è arrivato a quota 2 in questo campionato, anche gol pesanti. E tra l'altro lo zoccolo duro della meta è fondamentale per poter permettere una velocità di ambientamento. Ma attenzione, intanto a Pozzi che avanza, conclusione, ribattuta ancora Pozzi, doppio rimpallo. Si è immolato letteralmente Hernani, poi tentativo con la punta. Questa è una bella idea di parte del Real Arzignano, che praticamente ha trovato il giocatore di movimento con il suo estremo difensore. Si è fatto sorprendere leggermente la retroguardia etnea, un po' di fiducia la squadra ospite. Adesso ancora Pozzi, lancio lungo dove però non può arrivare né Amoroso né Moriglio, e dunque rimessa dal fondo a 6 minuti 47 secondi dal termine del primo tempo. Meta Catania 2, Real Arzignano 0. Rubio in possesso di palla, Hernani che si limita a passare a Salas, poi si butta dentro, palla offerta a Camano, passaggio orizzontale molto pericoloso. Infatti suona alla carica, si fa sentire coach Samperi. Passaggio un po' molle, quello in orizzontale come questo di Hernani, rischia qualcosina alla meta, che però adesso alza il baricentro. Rubio si butta dentro Hernani, servito, arriva con le lunghe leve Hernani, poi Rubio col sinistro, palla ribattuta il numero 10 avversario. Allungato il passo, Hernani è arrivato su una palla davvero molto complicata. Il dinamismo e la generosità di Hernani, trattore rosso-azzurro, uomo ovunque, capace di essere in una frazione di secondo davanti a Thiago Peres e poi buttarsi a tutto gas nell'area avversaria. Non
segna tantissimo, ma apre spazi ai compagni, insomma, davvero uno degli elementi più utili, certamente, per coach Samperi. Intanto time out, primo break, time out chiamato da Mister Lopez che vuole ragionare un po' su quello che ha visto fino adesso, in questi 15 minuti abbondanti di match. 15 minuti che vedono la Meta Catania avanti 2-0. Sembra essere comunque abbastanza agitato anche coach Samperi, nonostante il parziale. Probabilmente vuole qualcosa di più, vuole maggiore attenzione, vuole maggior presenza e spingere ancora col piede sull'acceleratore. Invece è sereno Lopez, che cerca probabilmente, con la tranquillità che lo contraddistingue, di trovare le parole giuste. Lopez, che come dicevamo è stato allenatore della nazionale argentina, è stato l'allenatore dell'Arzignano campione d'Italia, in quell'Arzignano dove c'erano sia Marzio che Amoroso. Esperienza anche col Montesilvano per lui, precedentemente, dopo aver giocato col Boca Junior, ha allenato il River Plate in patria, sempre con ottimi risultati. Per coach Samperi invece una storia legata in maniera indissolubile fino adesso alla Meta Catania, con le promozioni dalle categorie inferiori. 5 anni con la squadra siciliana, 2 promozioni, la Serie A2 e poi la Serie A. L'anno scorso da matricola con i playoff, l'eliminazione ai quarti contro l'Ollo Caffè Napoli, ma davvero la Meta che si è fatta notare come sorpresa a tutti gli effetti del campionato. Ma attenzione a Moriglio, ancora Hernani, sempre lui in chiusura, alita sul collo del numero 10 avversario, tocca la palla, la manda in fallo laterale, ma rimane in avanti il Real Arzignano. 4 minuti e 34 al termine. Claro, guarda da lontano Rubio, attenzione ad Amoroso che si libera di Camano per un soffio, non arriva a controllare la sfera, si dispera Fabrizio Amoroso perché aveva capito che era un'occasione davvero molto ghiotta. Camano, che non è entrato benissimo in partita, qualche errore in appoggio, ma una quasi disattenzione difensiva, si va a sedere in panchina, dentro Bordignon. Salas con la suola, il controllo, poi giro palla per Bordignon, tiro deviato, attento Pozzi che poi fa ripartire subito i suoi con Moriglio, gioco di suola di Moriglio, 3 maglie rosso-azzurre su di lui, non danno spazio i giocatori della Meta Catania, nonostante il doppio vantaggio, grande pressione soprattutto su Moriglio, su tutti i portatori di palla avversari. Una delle note distintive la squadra di coach Samperi, che vuole sempre grande intensità, grande ritmo, grande pressing ultraoffensivo. Hernani, Ciolo Salas, ancora per Hernani, duettano, poi Rubio, Bordignon alza la testa, non trova una linea di passaggio utile, allora nuovamente dall'ex Napoli lo spagnolo Rubio col sinistro, tutto mancino Rubio, ancora con la suola, poi Salas! Palla che termina sul fondo, non c'è stato il tocco di Pozzi. Si trovano perfettamente Rubio e Salas. Parlano la stessa lingua latina. Spagnolo, Rubio. Invece paraguaiano, il Ciolo Salas, che adesso è andato in panchina. Dicevamo, per lui, viaggio intercontinentale 2 settimane fa. Scorso anno insieme a Rubio proprio con il Napoli, 11 reti. Lo scorso anno, nel 2016, è stato il primo a vincere la Coppa Libertadores con una squadra non brasiliana, era il Cerro Porteño. Poi argento e bronzo con il Paraguay nella Coppa America. Insomma, grandi risultati a livello internazionale per Salas. Deve togliersi qualche soddisfazione adesso anche nel campionato italiano e ha scelto la Meta Catania per farlo. Anche questo è un attestato di stima per la crescita del progetto del presidente Marlette e del patron Musumeci. Tiago Peres si abbassa Messina, 2 minuti 42 secondi al termine, 2-0 in favore dei padroni di casa che gestiscono con Bordignon. Palla che arriva in qualche modo a Musumeci, surplus di Capitan Musumeci contro Marzio, poi Rubio. Vediamo se si accende la manovra offensiva. Si torna invece indietro da Bordignon, ancora Messina. Tanti minuti
anche per Giovanni Messina, che sta bene fisicamente, si vede il numero 3 sempre molto diligente, magari non cose straordinarie, però sempre molto utile alla causa. Intanto palla recuperata da Amoroso, la scivolata di Rubio, rischia il fallo, ancora Amoroso, tiro deviato, calcio d'angolo, anzi no, sembrava dalla nostra postazione esserci stato un tocco di un difensore siciliano, ed era dello stesso avviso Amoroso, non invece il direttore di gara. Successo la rimessa dal fondo per la Meta, che prova uno degli ultimi assalti, meno di 2 minuti al termine. Bordignon, proprio sotto lo spicchio dei tanti tifosi rossazzurri arrivati di qui al Pala Catania. Musumeci taglia il campo, Musumeci poi prova all'improvviso col destro, palla fuori. Moriglio, è sempre Moriglio che cerca di inventare qualcosa, stavolta perde palla, attenzione a Rossetti, Rossetti al centro, aveva visto con la coda dell'occhio Messina, ma precedentemente c'è stato un fallo da parte di un giocatore del Real Arzignano. Dunque calcio di punizione per la Meta, secondo fallo commesso anche dagli ospiti. Chiamano lo schema gomito, segnato così. Rossetti e Bordignon che adesso parlano con la panchina, vogliono delucidazioni, vogliono capire quale dell'indicazione che arriva da Sebi Giuffrida, il vice di coach Samperi, che ha fatto un cenno a Rossetti. Si va a posizionare il numero 4 davanti a Pozzi, Musumeci e Rubio lì sul punto di battuta, con Bordignon invece largo a destra. Un uomo in barriera per Pozzi. Parte Musumeci, tocco verso Rubio, gomito non gomito e conclusione verso la porta che però viene rimpallata, e poi fallo messo dallo stesso numero 11. Non una grandissima idea, né una grande realizzazione dal punto di vista balistico, col tiro che si è andata a infrangere sull'unico uomo in barriera. Tre falli commessi da Real Arzignano, 2 invece dalla Meta, 1 minuto e 13 al termine. Questi i numeri del finale, il primo tempo, ma il numero più importante è quello rappresentato dal parziale 2-0 in favore dei padroni di casa, l'autogol di Marzio e poi la rete di prepotenza di Capitan Musumeci. Eccolo, proprio il numero 22, palla in lob verso Rossetti che attende la sovrapposizione di Bordignon, bella giocata il numero 44 che però si porta la palla oltre la linea di fondo. Avevano eluso bene la linea difensiva avversaria Musumeci, Rossetti e Bordignon, ma non controllata la sfera dal numero 44 che adesso viene saltato dalla giocata di Marzio. Poi Amoroso dall'altra parte verso Moriglio, ancora Moriglio fermato da Musumeci, 38 secondi e poi sarà fine di primo tempo, ma Musumeci ancora corsa, spazio e capacità nel conquistare il calcio di punizione. Zona centrale, l'Arzignano che arriva bene fino alla tre quarti, poi sembra mancare qualcosa. L'unica idea sembra affidarsi a Moriglio e basta. E sicuramente tutto ciò non può essere sufficiente per creare grossi grattacapi alla difesa della Meta. Tanto time out è chiamato proprio dalla squadra etnea per gestire probabilmente meglio rispetto a quello precedente il tiro piazzato. Dicevamo difficile pensare di creare grattacapi in questo modo a una difesa arcigna come quella della Meta. Quinta miglior difesa del campionato, quella rossazzurra. Quinta miglior difesa e quinto miglior attacco. L'unica gara casalinga dove non è andata a segno la squadra di Musumeci come capitano, ovviamente di Samperi in panchina, è stata quella contro Avellino, un 2-0 secco da parte dei partenopei. Poi sempre a segno la Meta, 6-4 contro Genova, 3-2 contro Eboli, stesso risultato contro il Rieti. Nelle ultime gare giocate qui al Palacatania, la Meta che lo scorso anno aveva messo a referto un record con 9 risultati utili consecutivi. 9 risultati utili, davvero tanta roba. Il ruolino casalingo a cavallo dello scorso anno per la squadra etnea. Hanno lasciato le penne qui al Palacatania tante squadre blasonate. Sembra essere lo stesso iter dell'avvio in questa stagione.
strane davvero. L'ottima prestazione di Sandra Abate Avellino, che ha meritato ampiamente il successo per 2-0. Ma intanto calcio di punizione con Bordignon, tocco verso Salas, la conclusione deviata, rimessa laterale per la meta. 30 secondi al termine. Rientra Rossetti, fuori Salas, pronti sul box del cambio anche Messina ed Hernani. Intanto è rimessa con Musumeci, palla per Bordignon, finta di tiro, poi Rossetti. C'è sempre grande attenzione quando Bordignon carica il sinistro. Musumeci, Cesaroni gli gira accanto, non viene servito, poi proprio Bordignon, il suo mancino, palla ancora in rimessa laterale. Movimento a ricciolo alle spalle di Musumeci Cesaroni, che però non è stato servito. Dinamismo di Paolo Cesaroni, sempre molto attento a seguire le azioni dei propri compagni di squadra. Attenzione perché adesso Murillo perde palla, ultimi secondi a disposizione per Rossetti, la tiene lì con le ginocchia. Gran parata da parte di Pozzi, e poi il tentativo, probabilmente l'ultimo del match, un secondo, 58 centesimi al termine. Ha provato amoroso la conclusione verso la porta. E in effetti era questa l'ultima emozione del primo tempo. Qui al Pala Catania arriva il duplice fischio del direttore di gara, 2-0 in favore della formazione etnea. L'autogol di Marcio Francher e la rete di Carmelo Musumeci per adesso a sancire il risultato che sorride agli etnei. Ma attenzione perché la gara è ancora in bilico. Real Arzignano si difende bene, manca qualcosa là davanti, probabilmente cercherà di trovarlo con le parole, con le idee in questi minuti di riposo mister Lopez. Noi ci fermiamo, piccolissimo break e poi tra pochissimo ancora le emozioni qui dal Pala Catania.
Ritorniamo in diretta dal Pala Catania, tutto pronto o quasi per il secondo tempo fra Meta Catania Brico City e Real Arzignano. Rossazzurri già al centro del rettangolo di gioco, parlano sul parquet Bordignon, Rossetti, Hernani e Musumeci, con Bordignon che fa dei cenni, dei movimenti, risponde Musumeci. Insomma, una Meta Catania che partita col piede sull'acceleratore, l'autogol di Marzio e il gol di Musumeci per adesso a sancire risultato positivo per i padroni di casa. Il Arzignano che invece tergiversa ancora un po' negli spogliatoi, magari starà cercando l'alchimia giusta mister Lopez per ribaltare, o almeno provare a farlo. Questo risultato deficitario, ma comunque un Real Arzignano che è stato lì in partita, ha accettato con sacrificio di subire inevitabilmente la manovra offensiva dei padroni di casa, però poi è stato anche bravo a provare a fare male in contropiede. Manca qualcosa là davanti, manca l'ultima giocata, manca un po' di cinismo. Abbiamo notato questo nel primo tempo, vedremo se riuscirà a trovarlo in qualche modo la squadra ospite, che proprio adesso fa il suo rientro in campo. Adesso cercheremo anche di capire il quintetto. Come dicevamo, il fattore rotazioni è un altro aspetto che deve fare riflettere. Rotazioni ampie per i rossazzurri, molto risicate invece per Arzignano, con Marzio che classe 67 è stato quasi tutto il primo tempo in campo. Stesso discorso per Moriglio. Ci sono tanti giovani come Tumiatti, come Castrati, classe 2000, classe 2002, che Pizarro, l'equadoregno 2000, impresso dal Vicenza, la seconda esperienza con l'Arzignano, che per adesso non hanno visto il campo, ed è anche inevitabile che un po' di stanchezza possa, col passare dei minuti, prendere il sopravvento. Quintetti, dunque Hernani, Bordignon, Rossetti, Musumeci e Tiago Perez per la Meta Catania. Risponde invece il Real Arzignano con Pozzi, Marzio, Muriglio, Amoroso e Guati. Sono questi gli uomini scelti da Lopez, che adesso per ultimo torna in campo, e dunque tutto pronto per questi secondi 20 minuti di gioco effettivo. Meta Catania 2, Real Arzignano 0. Ma attenzione, perché la partita è viva. Lo spettacolo, come sempre, di PMG Sports Futsal. Ripartiti con il secondo tempo. Primo pallone toccato dagli uomini in maglia nera con Marzio, poi Guati, la pressione immediata di Bordignon. Classico atteggiamento della Meta, che vuole sempre ripartire da dove ha concluso, in questo caso dal punteggio 2-0 e dalla fase offensiva costante. Hernani manda la palla in fallo laterale. Marzio sul punto di battuta, si fa vedere Amoroso, poi rimpallo che favorisce Tiago Perez senza fretta, il numero 1. Musumeci, linea di centrocampo, all'indietro verso Hernani. Bordignon chiede palla, allargando le braccia, 1-2 con Rossetti, ancora Bordignon, cerca di velocizzare l'azione. Musumeci e poi Hernani, nuovamente il numero 44 che si libera, va da Rossetti, tocca al centro proprio verso Bordignon, chiusura provvidenziale di Amoroso, che ha fatto bene la diagonale in proiezione difensiva, poi subito dall'altro lato del campo, ancora Amoroso, lo stop, il controllo su di lui Musumeci, sul plus di Amoroso, hesitation, ancora il numero 9, tocca al centro verso Guati, Hernani a chiudere col fisico, con la forza, ma attenzione, ancora l'Arzignano la tiene in due tempi Tiago Perez, che poi asciuga, fai da te in questo caso. Conclusione di Moriglio, parata di Tiago Perez. Amoroso, nonostante l'età, classe 80, comunque quando in possesso di palla è sempre pericolosissimo.
2 volte capocannoniere in A nel 2003, 2004, nel 2005 e nel 2006, 2 volte anche in A2. Insomma, un giocatore che sente, vede la porta, su un po' in là con gli anni, ha rappresentato indubbiamente il fiore all'occhiello del Real Arzignano nell'ultimo decennio. Rossetti, posizione profonda, poi torna indietro da Hernani, Bordignon davanti a lui Moriglio, il tocco di Andrei Bordignon è fuori misura, non può arrivarci Rossetti che comunque applaude l'intenzione del compagno, rimessa laterale per il Real Arzignano, 1 minuto e 57 secondi passati nel secondo tempo, 2-0, il gioco è rimasto invariato in favore della Meta Catania. Nessun fallo commesso né dall'una né dall'altra squadra. Ancora Rossetti, svaria tanto, Italo Rossetti, non dà punti di riferimento, sempre in posizione profonda, ma sempre col movimento orizzontale a dare fastidio alla difesa avversaria. Adesso proprio lui cerca il tiro, palla deviata in calcio d'angolo, primo corner del secondo tempo per la Meta Catania Brico City. Italo Rossetti che si mette in proprio dopo aver aggredito orizzontalmente la difesa avversaria, ha cercato la conclusione, adesso blocco sul primo palo, palla che arriva dalle parti di Musumeci, stop, conclusione, palla che termina ancora una volta oltre la linea, stavolta è fallo laterale, sempre il solito schema, liberare l'uomo all'esterno dell'area, è sempre Musumeci, è sempre conclusione, adesso Bordignon, intervento di Pozzi, poi palla liberata in fallo laterale da Moriglio, la meta che rimane in avanti, pronto il Ciolo Salas a entrare sul rettangolo di gioco. Musumeci, Cernani sul secondo palo, per un attimo con un braccio sembrava questo un intervento da parte di Guati, non secondo l'arbitro, o al massimo prima corpo e poi braccio, sembrata essere interpretazione per lo stesso Guati che si era lanciato verso la difesa avversaria, non controllando però la palla terminata in fallo laterale. Bordignon, lancio verso Musumeci, palla troppo lunga. Momento di studio nel secondo tempo, una meta che cerca comunque di fare la partita. Il Real Arzignano sta provando con un'impennata di orgoglio a creare qualcosa. Adesso Moriglio, zona centrale, conclusione, capisce tutto, capisce il lato Bordignon, rimbalza su di lui il numero 10 del Real Arzignano, che comunque è sempre il più pericoloso. Amoroso, Bordignon controlla palla, poi Musumeci chiede a Hernani di allargarsi, non lo serve, va dal Ciolo Salas, poi Rossetti con la suola, Rossetti si accentra, calcio d'angolo, ancora Rossetti, solito movimento partendo da sinistra a convergere verso il centro del campo. Prova però anche in questa circostanza tante maglie avversarie, tanta densità. Hernani di volo, palla fuori. Trova un imbuto abbastanza chiuso al centro dell'area. Comunque molto bravo Rossetti a difendere palla, pivot, dotato di fisico, di tecnica, davvero grande acquisto nel corso del mercato estivo da parte della formazione etnea. Adesso deve difendersi sull'attacco di Molaro, la conclusione di destro, bella giocata di Antonio Molaro, l'ex Bisceglie e Real Cefalù, giovanili del Napoli per lui, che tra l'altro nel 2012 ha vinto il premio come miglior giovane italiano. Qui ha cercato di incrociare, facendo solamente il solletico, però a Thiago Peres. Rubio, tornato in campo lo spagnolo, poi Musumeci, palla verso Salas che in un fazzoletto era scivolato e poi si era subito rialzato. Hernani, nuovamente Musumeci, non si intende stavolta col Ciolo Salas, allora la possibilità di ripartenza con Amoroso, palla rimpallata, ancora il Real Arzignano, il cross impallato, è stato Moriglio a cercare il suggerimento verso Molaro, adesso il numero 30 in possesso, poi Marzo, giro palla degli ospiti, si è abbassato Amoroso sulle sue tracce come sempre. Hernani che francobolla chiunque gli sia consegnato dalla propria panchina, in questo caso si tratta di Amoroso, è sempre complicato giocare contro Hernani. E adesso seconda palla sbagliata da parte della Meta,
Prima era stato Salas a non ricevere, adesso Salas a sbagliare il tocco. Rimessa laterale per il Real Arzignano, che si abbassa proprio davanti alla porta di Pozzi. Primo tocco di Salas, impressione, lancio lungo dell'estremo difensore. Sia da una parte e dall'altra. Controllato agevolmente Thiago Peres. Proprio il numero 1. Dare nuovamente il via all'azione dei padroni di casa. Hernani, playmaker basso. Adesso l'uomo più arretrato è Musumeci, che scambia con Rubio. Pressione di Amoroso e Moriglio, che viene elusa. Ancora Hernani, il dribbling di Hernani, intervento splendido di Marzio in scivolata, a dire di no. Lettura fantastica del numero 5. Ripetiamo, classe 67. Insomma, solo questo deve fare riflettere. Amoroso, Molaro, l'1 contro 1 con Hernani. Ancora Molaro, gli prende il tempo, gli prende anche un po' la caviglia Hernani, ma riesce a mandare la palla in fallo laterale. Molaro, ribattuto il suo tentativo, contropiede per la meta, 3 contro 3. Rubio, il taglio di Salas, contro movimento, ancora il Ciolo Salas. Hernani non entra, si torna allora indietro. È mancata qua la densità e il taglio, soprattutto all'interno dell'area di rigore. Adesso ci prova Hernani, largo a sinistra. Contrasto energico di Molaro. Bel duello adesso fra il numero 30 del Real Arzignano e l'8 della meta. Duello che si rinnova. Torna indietro però da Marzio. Poi Salas. Salas contro Pozzi e la rete. E il Ciolo Salas non sbaglia. L'1 contro 1 col portiere avversario. Palla sotto l'incrocio. Meta Catania 3, Real Arzignano 0. Il cinismo dei rossazzurri. Palla recuperata subito in verticale. Bello l'assist verso Salas. Uno sguardo al posizionamento del portiere avversario. Tocco di punta sotto l'incrocio. E adesso sono 3 i gol di vantaggio per una Meta Catania che sta gestendo. E anche nel secondo tempo il Real Arzignano è lì, pronto a cercare di fare male, ma manca sempre qualcosa da davanti. E poi basta la minima disattenzione dietro. Diventare una palla sanguinosa che può trasformarsi sempre in oro per i rossazzurri. Camanio, Rubio, poi Giovanni Messina nuovamente in campo. Salas prende velocità, zona centrale ancora per Rubio con la suola. Conclusione sul fondo. Illusione ottica del gol, invece no, solamente lato esterno per Rubio, che adesso torna indietro. Nel frattempo c'era stato l'intervento falloso del Ciolo Salas. Calcio di punizione, forse anche cartellino giallo, sì, per il numero 10, primo ad entrare nel novero dei cattivi del direttore di gara, e tra l'altro anche primo fallo del secondo tempo è stato commesso dalla Meta Catania. Salas diceva no, non l'ho toccato, si è lasciato andare il giocatore avversario, non dello stesso avviso. Invece il primo arbitro sta di fatto calcio di punizione per il Real Arzignano, zona centrale, proprio a ridosso della lunetta di centrocampo. C'è Marzio insieme a Molaro, due uomini all'interno dell'area di Thiago Peres. Si stacca in barriera Messina, parte Molaro, conclusione deviata, poi un tocco di Camano, anche qui mano vicino al corpo, non c'è niente. Stesso metro di giudizio da una parte e dall'altra, da parte del direttore di gara, solamente rimessa laterale. Juan Ignacio Claro, poi Molaro, ancora il numero 22. Sempre Claro, attaccato da Camano. Non lo molla Camano, che recupera palla, poi Messina, solamente per un attimo. Camano che sperava nel passaggio di ritorno, ma la postura di Messina rendeva tutto ciò impossibile. Forse un colpo di tacco, ma davvero molto molto complicato. Qui ha rischiato, e come, Juan Ignacio Claro, l'argentino ex Civitella. Salas recupera palla, ancora Salas, tocca al centro, doppio rimpallo, riesce a emergere dal contrasto, palla al piede Marzio, e poi il contrasto con Salas che subisce fallo. Scontro fra numeri 10, il più cattivo è Moriglio, dunque calcio
di punizione per la meta. 13 minuti 45 secondi al termine del secondo tempo. 3-0 a favore dei padroni di casa. Calcio di punizione battuto da Messina. Ancora il numero 3, poi Salas, lob verso Camano che si coordina la rete! Che gol di Camano che ci ha creduto con coraggio, con fiducia, con precisione. Il destro di Julian Camano che si insacca in fondo al sacco e arriva il gol del 4-0 per la Meta Catania. Azione splendida! Andatela a rivedere più e più volte questa sera nei prossimi giorni. Cross splendido di Salas, conclusione piena di voglia, coraggio, tecnica da parte di Camano. E terza rete stagionale per l'argentino, la più bella indubbiamente da quando veste la maglia della Meta. Si è esaltato letteralmente il Palacatania, lo spettacolo del futsal che sta avvicinando anno dopo anno sempre più persone qui nel capoluogo etneo. Del resto, quando si vedono giocate dal punto di vista balistico e anche come velocità, come quelle messe a segno da Salas e Camano, inevitabile pensare che settimana dopo settimana siano sempre di più le unità presenti qui al Palacatania. Molaro. E adesso bella batosta per il Real Arzignano che ha subito un 1-2 pesantissimo. 1-2 che avrebbe potuto mettere al tappeto davvero qualunque squadra. Mancano 13 minuti, il tempo ancora c'è per gli ospiti, ma è in pieno controllo la squadra di coach Samperi. Adesso ci prova, sempre Marshall al calcio di punizione. Fallo commesso da Messina. Anzi no. No, qual è stata la decisione? Al contrario, il fallo è stato subito. Il giocatore della Meta, avevamo percepito un'altra indicazione da parte del direttore di gara, invece esattamente opposto. Dunque secondo fallo per il Arzignano, 1 commesso dalla Meta. Bordignon, poi Musumeci, duettano arretrando i due per far allungare la squadra avversaria, ci riescono in parte. Poi Musumeci nell'1 contro 1 ha cercato una giocata però molto complicata. Cesaroni se ne va, Cesaroni sul fondo, rientra ancora Cesaroni, doppia finta, sempre Cesaroni. Alla fine Marzio riesce a metterci una pezza, porta a casa però il giocatore della Meta, un calcio d'angolo nel quintetto, tornato sul parquet anche Maurizio Silvestri. Insomma, testato di stima da parte di Samperi nei suoi confronti, tanti minuti quest'oggi per lui, deve crescere Maurizio Silvestri. Il miglior modo inevitabilmente è quello di giocare gare ufficiali, giocare tanti minuti, partire magari in partite casalinghe, tendenzialmente e probabilmente più agevoli, anche se poi ogni pronostico può essere sovvertito dal rettangolo di gioco, e poi magari essere sempre più importante all'interno delle rotazioni. Dato Posso, c'era Rubio, impressione su di lui, palla che termina in fallo laterale. La Meta Catania che rimane avanti sul punteggio, neanche sul parquet. Bordignon va da Rubio, pronto Hernani a tornare in campo, tanto lo spagnolo si affida. Capitan Musumeci, sempre un'ottima scelta. Bordignon, ancora Rubio che a secco fino adesso di gol, nota strana, manca solamente praticamente lui fra i tanti giocatori andati a segno quest'anno. Musumeci che porta a spasso due uomini, poi cede palla al suo numero 11, Silvestri che si trova sulla traiettoria del passaggio. Adesso con grande tranquillità la Meta Catania che dimostra anche la sua bravura nel saper gestire. È vero, parlavamo dell'intensità, della voglia sempre di pressing da parte di coach Samperi, ma questo è sinonimo di squadra matura, gestire e poi attaccare, come in questo caso con Bordignon, suo tiro parato da Pozzi, far passare i minuti quando necessario e poi in maniera silente magari andare a colpire. Ultimo tocco del numero 44 della Meta, rimessa laterale per il Real Arzignano.
tempo esce proprio Bordignon, ritorna in campo Oliveira. C'è Amoroso pronto a eseguire la rimessa laterale. Nel frattempo però troppo sudore, troppo umidità, necessario lavoro come sempre per rendere il parquet agevole e soprattutto non pericoloso. Adesso Lopez con le braccia conserte sta ragionando sul da farsi, magari anche per un po' limitare i danni. Marzio sempre in campo, pazzesco. Davvero grande tenuta fisica, soprattutto grande cuore di Marzio Blanchard. E intanto la conclusione da parte di Marzio dopo il palo colpito dal Real Arzignano, accelerazione improvvisa, mani fra i capelli per Moriglio, aveva cercato poi Marzio di ribattere in rete con un tap-in, palla che però è stata deviata in calcio d'angolo, segnali ancora direzione da parte del Real Arzignano e la rete, il gol di Moriglio, ferma la difesa della meta, invece Lesto, il numero 10 a sfruttare l'assist di Marzio, ha incrociato perfettamente Moriglio e dunque a 10 minuti e 38 secondi dal termine si riapre il match. Meta Catania 4, Real Arzignano 1, la rete di Moriglio. Musumeci, ancora Musumeci, il dribbling tentato da parte del numero 22, chiuso bene da 3 uomini, poi Salas, palla fuori. Guati per Amoroso, Silvestri ringhia sulle sue caviglie, ma attenzione, ancora Moriglio, il migliore in campo insieme a Marzio per il Real Arzignano, poi Guati, tentativo, rimpallato, Amoroso, Lesto, veloce ad arrivare sul pallone, colpo di tacco per Moriglio, il contrasto con Salas, ancora Moriglio, combatte, riesce ad arrivare sulla palla, il dribbling di Moriglio, l'intervento di Diego Perez, non c'è fallo, ma ancora che rischio per la meta che può ripartire con Silvestri. Tocco verso Salas, ancora Salas, palla sul sinistro, poi Silvestri col destro, la parata in allungo di Pozzi, palla in calcio d'angolo, forse un po' macchinosa la meta in ripartenza, 2 contro 1 non sfruttato da manuale del futsal, però è arrivato alla conclusione Silvestri, palla in calcio d'angolo, 9 minuti 50 secondi al termine. Non arriva la sfera dalle parti di Musumeci, il contrasto con Moriglio, ancora Musumeci, numero con la suola, poi all'indietro verso Silvestri che sbaglia il tocco su Hernani, l'incoraggiamento da parte della panchina al giovane maglia numero 5 che adesso si va a sedere, tornano dentro Camano e Rossetti. Proprio Camano che cerca mantenere vivo il controllo, non ci riesce, palla fuori a disposizione degli ospiti. 4-1 il parziale a 9 minuti e 30 secondi dal termine del match. Hernani, un fallo commesso dalla meta 2 del Real Arzignano, teniamo d'occhio anche questo dato. Salas, zona centrale, si muove Camano, Salas che osserva il posizionamento dei compagni, va da Rossetti, poi fuori per Hernani, classico dentro fuori col pivot, ancora tocco laterale, stavolta è Salas ad arrivare per primo sulla sfera, si va da un lato all'altro, Camano, ancora Rossetti di tocco, stavolta non benissimo, allora ripartenza del Real Arzignano con Amoroso, zona centrale, Amoroso, palla per Guati, l'uno contro uno con Hernani, ancora Guati, la finta, palla sul sinistro, conclusione strozzata. Tutto facile per Thiago Perez, ha preso fiducia nel momento forse più impensabile il Real Arzignano. Camano, destro-sinistro, conclusione, palla fuori. Gran bella giocata, ancora una volta, da parte di Julian Camano. Mobilità di gambe, destro-sinistro, disorientato l'avversario, solamente mira non perfetta. Mira che invece è stata perfetta e come in occasione del gol splendido. Attenzione ancora Camano, recupera palla. Camano centrale per Rossetti, la conclusione, la parata di Pozzi, a dire di no, vicinissima alla rete del 5-1.
la formazione etnea. Ancora bravo Camano a leggere la linea di passaggio avversaria, a intercettare la palla, offrirla con altruismo a Rossetti. Dato a botta sicura senza però trovare il bersaglio grosso, o meglio bravo Pozzi che ancora adesso dice di no. Stavolta è stato Hernani con potenza a concludere sul primo palo, calcio d'angolo per la meta. Camano e Rossetti sul primo palo, Hernani invece fuori, palla che arriva proprio al numero 8 di prima intenzione. E Marzio mandare la palla in fallo laterale. Marzio che qualche secondo fa si è rivolto in maniera agitata verso la propria panchina. Non abbiamo capito esattamente cosa si riferisse, probabilmente qualche movimento nella fase difensiva. Salas, sinistro ribattuto, è stato amoroso a metterci il piedone, a mandare la palla in angolo. Fuori Hernani e dentro Bordignon. Adesso il cambio deciso da Samperi. Hernani molto stanco. Adesso va a riposarsi in panchina. Calcio d'angolo, palla proprio verso Bordignon. Poi Rossetti la controlla e la dà a Tiago Perez senza nessun rischio. Ancora Rossetti. Sempre Rossetti. Porta palla, poi Bordignon. C'è Camagno largo, l'1 contro 1 contro Marzio. Camagno che converge, ancora Camagno, palla per Rossetti, la mantiene dentro, poi tiro di Bordignon, ma era tutto fermo. Palla che era terminata oltre la linea di fondo. Il parziale di questo secondo tempo 2-1 in favore della meta con le reti di Salas e Camagno. Il gol invece di Murillo per il Real Arzignano. Intanto attenzione al tiro di Bordignon, un alleggerimento che si stava trasformando, o chissà, magari ci ha provato realmente, nel più classico dei pallonetti sull'estremo difensore avversario. Pozzi che nel tentativo di intervenire sulla sfera si è anche fatto male. È vero che per un difensore come Bordignon potrebbe essere più logico pensare ad un alleggerimento, ma Bordignon è un difensore con il vizio del gol. Tanti gol negli ultimi anni, ben 100 gol negli ultimi 5 anni. Insomma, numeri pazzeschi per André Bordignon, che adesso conquista un calcio di punizione, il terzo fallo commesso dal Real Arzignano, che dove non arriva col fiato, inevitabilmente arriva e compensa con l'astuzia. In questo caso fallo, attenzione a Salas, ancora Salas col destro, palla fuori. Uscita di Pozzi che ha chiuso in parte lo specchio della porta al paraguayana, ha cercato di incrociare, non ha trovato l'angolo lungo. Ancora 4-1, ma solamente per caso. 3 occasionissime per la meta Catania. Adesso Camano recupera, pressing forsennato dei rossazzurri. Camano sul fondo, palla per Rossetti, cercava l'extra pass verso Bordignon, non c'è riuscito, allora subito dall'altra parte. E anche in questo caso un passaggio non perfetto. Amoroso non dosa il suo destro. Qui Rossetti aveva cercato forse un'assistenza di troppo, anche se in effetti la porzione di tiro era stata occlusa. Attenzione ancora Salas con un ottimo movimento, poi il tacco verso Rossetti, gioca bene, adesso la mette negli spazi, si muove bene Salas, attaccare la profondità. Bordignon, sempre lui a chiudere lo spazio, palla in fallo laterale. Marzio si allarga Pozzi, palla centrale per Murillo, ancora Murillo, non c'è il portiere, attenzione a Tiago Perez verso Rossetti, Pozzi avanzato, ancora Rossetti che tenta un tiro totalmente sballato. Il portiere di movimento ce l'ha naturalmente il Real Arzignano, non c'è bisogno del cambio. E Pozzi che quando serve dismette i panni di estremo difensore per diventare giocatore di movimento aggiunto. L'avevamo visto nel primo tempo con una conclusione che aveva impensierito Tiago Perez. Qui però è stato un po' ingenuo Rossetti, che poteva sicuramente fare meglio. Intanto attenzione a Bordignon, all'indietro verso Camano. Scorrono i secondi, 6 minuti e 30 al termine di questa partita, 4-1 in favore dei padroni di casa. Musumeci, il destro di Musumeci, ha cercato il palo alla destra del portiere avversario. Una deviazione
a rendere innocuo il suo tiro. Calcio d'angolo per la Meta Catania Brico City. Palla proprio verso Musumeci, si coordina con un braccio l'intervento da parte di Claro, se non abbiamo visto male. Sì, è stato Juan Ignacio Claro, arriva anche il cartellino giallo per lui. È vero che si era voltato, quindi non si sa quanto possa essere considerato volontario il tocco con la mano, ma danno procurato. Il tiro di Musumeci era chiaramente indirizzato verso la porta di Pozzi e dunque calcio di punizione. A 6 minuti e 11 secondi dal termine, quarto fallo commesso dal Real Arzignano. Dopo il quinto fallo sarà bonus per i padroni di casa. Conciliabolo fra Cesaroni e Musumeci, due nazionali azzurri, sulla sfera con Bordignon largo a destra e Salas a sinistra. Imbarazzo della scelta per quanto riguarda i tiratori scelti della Meta Catania. Davvero tutti dotati di bolidi. Un uomo in barriera, Pozzi la vuole vedere partire. Movimento di Cesaroni, poi Bordignon che lascia andare il suo sinistro, palla sul fondo. E time out chiesto da Mister Lopez a 6 minuti e 10 secondi dal termine. Vuole ragionare, vuole capire cosa ancora si può fare per raddrizzare una partita che vede nettamente in vantaggio gli avversari. 4-1 in favore della Meta, le reti di Musumeci, Salas, Camagno, l'autogol che aveva aperto le marcature di Marzio. La rete è bella, sugli sviluppi di calcio d'angolo invece per Real Arzignano, siglata da Murillo. Proprio dopo un palo clamoroso e un mancato tapin di Marzio, nel momento migliore della Meta, nella ripresa, era arrivato l'acuto degli ospiti, forse un po' troppo tardi, anche se bisogna registrare come il Real Arzignano non sia andato al tappeto dopo l'1-2 di Salas e Camagno, e questo comunque è indice di una squadra che è sul pezzo, una squadra che c'è con la testa. Squadra, lo ricordiamo, reduce da 2 risultati utili consecutivi, 5 punti in classifica, sono certamente pochi, però la stagione è ancora lunga e in ogni caso il Real Arzignano sembra una delle squadre potenzialmente che potranno dire la loro fino alla fine nella corsa salvezza. Unico neo, l'abbiamo detto in apertura di cronaca, le rotazioni un po' corte, indubbiamente causano delle difficoltà dal punto di vista del fiato e non solo. Musumeci lascia rimbalzare, poi alza un campanile sul quale solamente per un attimo era arrivato Rossetti, poi ancora Musumeci, gamba tesa, gioco pericoloso, calcio di punizione per il Real Arzignano, secondo fallo commesso dalla Meta. E dentro Giovanni Messina, mister dinamismo, Giovanni Messina insieme ad Hernani, Italo Rossetti e Capitan Musumeci. Un giocatore di movimento invece per il Real Arzignano è Molaro, adesso in possesso insieme a Marzio, Claro, a Moriglio e Amoroso. Eccolo proprio adesso, palla al piede, Molaro, poi Marzio, Ignazio Claro, giro palla del Real Arzignano, arriva da Molaro, la conclusione, la parata di Tego Perez, adesso attenzione a Rossetti, la finta, dribbla Claro, poi torna però indietro, non c'è lo spazio per concludere verso la porta avversaria, ma attenzione perché adesso in porta non c'è Pozzi, ma c'è Molaro. Messina per Musumeci, vuole arrivare con calma dalle sue parti, la Meta Catania non ci riesce, però grande difesa di Marzio che come sempre ci mette il fisico, ci mette l'astuzia e l'esperienza, punto esclamativo. Sicuramente nella partita della Real Arzignano la prestazione di Marzio, che è davvero leader, davvero condottiero, è stato tutto il tempo in campo, 35 minuti in campo per lui. Lui che per un breve periodo, tra l'altro, si è seduto anche in panchina nel 2014, allenato al posto Candeo, vinto i playoff, poi tornato in campo perché non gli bastava l'esperienza ai tempi ventennale, voleva ancora di più e comunque adesso è ancora lì in campo, adesso a dare indicazioni a Molaro e a Moriglio. Viva anche Amoroso a dire qualcosa nel summit che
stava sviluppando a centrocampo. Sempre portiere di movimento, sempre Molaro, sempre Real Arzignano nella metà campo della meta. 5 minuti, 13 secondi al termine. Musumeci davanti a Molaro, Rossetti che chiama lo schema difensivo. Marzio, i fissi che arrivano dal Palacatania, però non frenano la manovra offensiva degli ospiti che adesso ci provano con Claro. Poi Marzio di tocco verso Molaro, l'anticipo di Hernani, può provare la conclusione verso la porta, sbaglia tutto però. Un po' come Rossetti qualche minuto fa, tentativo assolutamente fuori portata. Corpo all'indietro, palla che si è impennata, è anche vero che davvero è una frazione di secondo per cercare la porta quando vedi il portiere di movimento fuori posizione. Intanto attenzione all'errore, Musumeci recupera palla, c'è largo Hernani, servito, ancora Hernani, tocco al centro, diagonale perfetta di Claro che adesso rischia di complicarsi un po' la vita, esce benissimo Real Arzignano, Moriglio, Musumeci, recupero fantastico di Capitan Musumeci che nonostante il vantaggio di 3 gol si è sacrificato in una corsa fino quasi alla propria porta per chiudere Moriglio. È stato un po' leggerino stavolta il numero 10 del Real Arzignano, probabilmente molto stanco. Molaro, ancora Molaro con la sola, poi Marzio da playmaker arretrato fa semplicemente girare la squadra di tocco. Molaro ancora servito da Marzio, nuovamente il numero 5 gioca in una mattonella di campo ma lo fa sempre con grande intelligenza, adesso allarga verso Molaro, Rossetti e Musumeci a fare la prima pressione, poi Messina subito a ridosso, ancora Molaro col destro, Tiago Perez, Hernani può riprovarci, stavolta col piattone, Hernani e la rete! Il gol di Hernani, meta Catania 5, Real Arzignano 1. Stavolta il colpo non era all'indietro, stavolta il piattone era ben indirizzato e arriva la prima rete stagionale anche per Hernani. La gioia del brasiliano che adesso dedica il gol al cielo, se lo merita per la stagione. Hernani anche quest'anno come lo scorso anno sempre presente, sempre puntuale, sempre determinante. Ingenuità nel possesso del Real Arzignano che ha tentato la conclusione con Molaro e questa è, almeno sembra essere, l'unica opzione offensiva nonostante il giocatore di movimento per adesso scelta dagli uomini in maglia nera. Non controllano il possesso della palla. 3 minuti e 33 secondi al termine. Meta Catania 5, Real Arzignano 1, 3 minuti e 30 secondi al termine. Lancio lungo verso Rossetti, palla che arriva dalle parti di Pozzi, subito rilancio su Guati, lascia scorrere, attenzione a Moriglio, Amoroso, 2 contro 4, però è ritornata tutta la meta, 3 uomini invece in maglia nera ancora nella propria metà campo, probabilmente frutto, lo ripetiamo ancora una volta, dei tanti minuti sul parquet per Marzio, per Amoroso, per Moriglio, grande stanchezza, grande dispendio energetico. Attenzione a Rossetti, porta vuota, l'intervento di Marzio, a dire di no! Intervento decisivo e questo è un gol praticamente segnato da Marzio che già in una circostanza aveva messo la palla nella sua porta, ha rischiato anche adesso ma è stato determinante il suo colpo di testa, a dire di no sulla conclusione di Rossetti. Adesso Musumeci non si sviluppa in verticale il calcio d'angolo, anzi torna indietro la meta, Salas si abbassa, la formazione tenea per trovare campo, lo fa bene Bordignone sull'assist di Rossetti, l'uscita di Pozzi, ma che bella azione da parte della meta che si abbassa, fa alzare creando spazi la squadra avversaria e poi Rossetti come sempre intelligentissimo, pivot che forse era in parte mancato lo scorso anno, c'era Modeo nella meta ma la fisicità e la tecnica di Rossetti, oltre alla sua presenza dal punto di vista fisico, stanno dando un'altra caratura alla manovra offensiva della squadra di Samperi. Eccolo qui, proprio Rossetti. Gli applausi che arrivano dalla panchina. Attenzione però ad Arzignano con Moriglio, poi Guati davanti a lui Musumeci, doppio passo di Guati. Nuovamente Molaro, versione portiere di movimento. Torna da Marzio, 2 minuti, 4 secondi al termine, al piccolo trotto adesso il Real Arzignano. Amoroso, gioco a 2, non ne hanno più, non c'è più benzina, la conclusione di Bordignon, palla sul fondo.
ma non c'è più benzina. Adesso nei giocatori di Mister Lopez, vero, con difficoltà, continuano a correre in campo. Hanno dato tutto, grande dispendio energetico. La meta invece è ancora fresca, ancora cambi dentro Cesaroni. Rimessa laterale per i padroni di casa, 1 minuto 52 secondi al termine, ad un passo la meta dalla quinta vittoria stagionale. Fino ad oggi 4 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte, 27 gol fatti, 20 subiti. Un ruolino davvero, davvero importante per una squadra che vuole fare meglio dell'anno scorso. Lo ricordiamo, percorso che si è fermato ai quarti di finale dei playoff contro Lollo Caffè Napoli. Quest'anno vuole fare ancora di più, non sarà sicuramente facile, però per adesso un inizio di campionato molto 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 promettente. 1 minuto e 37 secondi, Marzio, poi Molaro, conclusione, c'è Tiago Perez, attenzione alla possibilità di ripartenza della meta, Musumeci, finta il tiro, poi ragiona Musumeci, Molaro che torna verso i suoi pali, Messina non trova la palla, neanche Amoroso, il tocco di Marzio è direttamente in out. Intanto i risultati, perché Avellino sta vincendo 2-1 sul campo di Genova, poi Mantova 3-2 su quello del Color Max Pescara, 7-1 fra Feldieboli e Italian Coffee Petrarca, 1-0 di misura l'Ital Service Pesaro su Camedosson, il Rieti sta vincendo 2-1 su Lynx Latina e poi addirittura 7-7 si è concluso il match. Attenzione però, torniamo in cronaca perché c'è Cesaroni, la giocata di Cesaroni, detto di no Pozzi, gran bella gioia di Cesaroni, poi dall'altra parte Amoroso, Peres da una parte e dall'altra, azioni fulminee, attenzione ancora a Musumeci, sempre Musumeci, zona centrale, ancora Musumeci, tocco verso Bordignon, hesitation di Bordignon che non trova spazio, 53 secondi al termine, diciamo 7-7, risultato funambolico fra Signor Prestito e Acqua e Sapone, che tutte e due arrivano a 17 punti e adesso sembrano essere davvero arrivati i titoli di coda su questa partita. In surplus la meta che avanza con Musumeci, sempre Musumeci, parata di Possi, ripartenza, ultime azioni, ultimi istanti di match, 27 secondi, ci prova Guati, chiuso da Bordignon col tacco, adesso 2 contro 2, si va da una parte e dall'altra senza sosta. Musumeci, palla per Messina, ancora Messina sul secondo palo di testa, uno stremato Moriglio a metterla sul fondo. 14 secondi, 58 centesimi al termine del match. Meta Catania che con questa vittoria arriverebbe a 16 punti in classifica, una vittoria che proietterebbe ancora più vicina la squadra etnei, i primi posti della classifica, data un solo punto da Signor Prestito e Acqua e Sapone. A 3 punti sempre da Ital Service e Real Rieti, rimarrebbe a 5 punti il Real Arzignano in attesa della gara del Lido di Ostia. Intanto Musumeci col destro, palla sul fondo, diciamo in attesa della gara fra Lido di Ostia e Sibertel Aniene, sfida nei bassi fondi della classifica. Un Real Arzignano che comunque ha cercato di giocarsela fino alla fine e uscirà certamente fra gli applausi di uno sportivo Palacatania che però è soddisfatto della prestazione dei propri beniamini. Arriva adesso la sirena, si conclude sul punteggio di 5-1 la sfida fra la Meta Catania Brico City e il Real Arzignano. Gli abbracci in mezzo al campo, la soddisfazione di coach Samperi e di tutta la dirigenza rossa-azzurra. Anche Mister Lopez va a congratularsi con gli avversari e dunque Meta Catania Brico City che vola a 16 punti in classifica, quinta vittoria stagionale. Rimandato il discorso 3 punti per il Real Arzignano che pone fine alla serie di risultati utili consecutivi dopo il pareggio contro Eboli e la vittoria contro Lido di Ostia. È tutto dal Palacatania, vi lasciamo con le immagini delle due squadre che si salutano al centro del campo. Non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, buon weekend dal vostro Stefano Auteri e alla prossima, sempre qui dal capoluogo etneo.